Siamo con Marco Todeschini a commentare questa importante vittoria del Braganza per 6-2 in quel di Valdagno per questa seconda giornata del campionato di Serie 2 hockey pista 2024-2025. I complimenti Marco, perché hai dovuto sostituire il titolare Giuseppe Tagliapietra, ma te la sei cavata egregiamente. Sì, buonasera a tutti, grazie Fausto. Sì, stasera ho dovuto fare straordinari perché purtroppo Beppe Tagliapietra è a casa con l'influenza. Non era una partita facile, lo sapevamo, perché questi ragazzi sono formidabili, hanno proprio voglia di crescere e mettersi in mostra. E niente, ci è andata bene. Siamo riusciti a portare a casa questi 3 punti giocando come li avevamo preparata e sapevamo, ripeto, sapevamo che non era facile e ci siamo riusciti. Io ho apprezzato la consapevolezza della vostra forza, perché ad esempio nel primo tempo in situazione di inferiorità power play la ricerca subito del contropiede anziché del possesso palla, quindi vuol dire che la squadra se la sentiva questa sera, che era carica al punto giusto come hai giustamente sottolineato, per ottenere un'importante vittoria, anche perché qui purtroppo avevate anche pagato dazio in Coppa Italia. Sì, infatti non volevamo ripetere quello che è successo in Coppa, perché siamo una squadra competitiva, lo sappiamo, lo abbiamo dimostrato anche questa sera, ma dobbiamo continuare così. Lavorare, la forza e l'unione della squadra. Se ci diamo una mano uno o l'altro, questi sono i risultati. Alle viste il prossimo derby, bisogna continuare così con questa intensità e con questa voglia perché il campionato di A2 non regala niente, giusto Marco? Giusto, 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 un passo falso e ti taglia le gambe. Dobbiamo continuare così se vogliamo veramente credere all'obiettivo che ci siamo imposti. E niente, dobbiamo solo lavorare. Questa sera è andata, domani è un altro giorno, si ricomincia. Non abbiamo fatto niente di straordinario, i conti si fanno alla fine. E quindi testa bassa e avanti a lavorare come dobbiamo fare. E con parole da leader esperto quale tu sei, la speranza dei tifosi rossoneri è che tutta la squadra segua assolutamente queste tue direttive. Grazie Marco e complimenti, vai a Grazie festeggiare con i Fausto, tuoi compagni. grazie mille, buona serata e saluto Beppe Tagliapietra. Rimettiti. Ciao Marco. Ciao.